Va ora in onda la rassegna stampa. Time has come today, è venuto il momento quest'oggi, ebbene sì, così cantavano i Chambers Brothers nel 1967, Time has come today. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 5 di agosto dell'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che sto supplendo io, come potete ben sentire, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Buongiorno a te, caro Simone, amico, regista, collega, nonché cacciatore e pescatore di magiche onde e soprattutto 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp della radio, che dir voglia sia, oppure 0292947222, quando ve lo dirò io, possibilmente dopo le 10, mi raccomando. Oggi alle 9.05 con noi il sottosegretario Alessandro Morelli, la nostra consueta scorribanda nella realtà, nell'informazione. Vi preannuncio che oggi i temi sono abbastanza caldi, continua la lite su Ceuta, l'Ungheria, questo gruppo di ragazzi ebrei italiani aggrediti dai naziskin, lo sconto sul diesel. A proposito, quanto costa il diesel da voi? Che così ci facciamo una cartina giusto per orientarci. E poi il grano dell'Ucraina, il campo largo che cerca di ritrovare l'unità. E infine le ronde di vicinato, signori. Sta nascendo questo nuovo trend, le ronde di vicinato. Andiamo a vedere adesso le agenzie, cerchiamo un po' di correre, perché l'orologio ci corre un po' appresso. L'ANSA, Trump, accordo sull'apertura di Hormuz, possibile oggi o giovedì. Sono stati fatti molti progressi, dice il tycoon, prima di imbarcarsi sull'Air Force One. Lo stretto si aprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi. Funzionario iraniano sono gli USA a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Ceuta, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. L'Ucraina e i missili balistici russi su Kiev, udite 6 potenti esplosioni, almeno 15 morti e 20 feriti. Ancora lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, prorogato al 25 di agosto. Andiamo a dare un'occhiatina anche alla BBC, la BBC che apre con l'attacco notturno dei russi
su Kiev, l'attacco missilistico balistico dei russi su Kiev uccide almeno 14 persone. Così le autorità di Kiev, il capo dell'amministrazione militare di Kiev dice che la Russia ancora una volta sta attaccando in proporzioni spaventose la regione attorno alla città. Inoltre, già che ci siamo, SpaceX ha lanciato un razzo che dovrebbe cadere sulla Luna. La NASA dice che non c'è nessun pericolo per la Terra. Adesso noi procediamo con le prime pagine invece dei quotidiani. Eccoci qua. Andiamo a vedere adesso Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che apre ovviamente su Ceuta. Il fatto, i ministri dell'interno solidali a parole con Madrid, sul piano critiche le ONG, voci di un esodo bis, migranti da export. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contraria Francia e Spagna, che insiste ritirate i controlli. L'UE non ci sono ingressi da Ceuta. Fotonotizie a centropagina, i giovani in Bangladesh a 2 anni dalla rivolta, le donne sono ancora marginalizzate, a Dhaka non c'è posto per le ragazze. Governo, Corte dei Conti, riforma al via, il taglio delle accise sul diesel fino al 25, assunti 46.000 prof, complimenti ai prof. A Pozzuoli oltre 700 sfollati danno la scossa alla politica, antisemitismo a Sofia, giovani ebrei italiani assediati dai naziskin, cordoglio unanime, ritrovato il cadavere del marito di Eugenia Roccella. Se permettete, credo di parlare a nome di tutti se ci associamo al dolore del ministro Roccella, che abbracciamo forte forte insieme alla buonanima di suo marito, insomma, una prece per lui se siete credenti. La cosa che mi ha fatto veramente schifo in questa vicenda è la cattiveria di 4 idioti da tastiera che sono andati a dirle le peggio infamie online, mentre questa povera donna, questa povera moglie, questa compagna di una vita, non sapeva se il marito fosse morto oppure no, neanche il diritto al dolore, neanche questo. Un abbraccio forte, ministro Roccella. Corriere della Sera. Il vertice dei ministri, Ceuta torna all'allerta il 15 agosto, l'UE sui migranti, più controlli, lite, Spagna e Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. Fotonotizie centropagina, Milano, migliaia di funerali, Maldini e Baggio in lacrime, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi. Il direttore Luciano Fontana di Spalla spiega perché da oggi il Corriere dopo 11 anni costa 20 centesimi in più, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio. Le proteste dei magistrati, Corte dei Conti, via alla riforma tra le polemiche, l'assalto antisemita ai ragazzini italiani, Sofia, blitz nazikin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei, abbiamo avuto paura. Nel lago di Vico ritrovato il corpo e il marito del ministro Roccella, lo studente quindicenne, mio figlio in cella a Malta da 72 giorni. Il domani il governo smonta la Corte dei Conti, approvato il decreto per limitare i giudici, migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato. Il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa, Piantedosi vara una misura elettorale. Da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. In Bulgaria torna la piaga antisemita, shock a Sofia, assalto naziskin a ragazzi ebrei. La mamma dei cretini, come vedete, non usa anticoncezionali, che in questo caso sarebbero moralmente giustificati. Il Fatto Quotidiano, Sanchez rimpatria Meloni, l'UE lo loda, gran lavoro, Bruxelles, nessuno da Ceuta entrati in Europa. Quindi il fatto che fior di jihadisti siano arrivati a Ceuta, come scriveva ieri il giornale, evidentemente ce lo siamo sognato tutti. Salvataggi, ministri ed eletti precettati come per B sarebbe Berlusconi, perché al Fatto Quotidiano si schifano a dire Berlusconi, capito? Su Rubi, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak. Ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna sta con i clandestini, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate e attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Il reportage Ceuta, in arrivo una nuova ondata, ne scrive l'immenso
Fausto Biloslavo. Il commento: la destra inconsapevole del compagno Sanchez. Un saluto anche al grande Alessandro Gnocchi. Caro Carburanti, accise, ecco il taglio salva Esodo. Dopo il pranzo Conte Schlein stoppa le spese per il riarmo, Elli s'allinea ai 5 Stelle e spacca il PD. Caso Report, Tavares all'ONU con falso nome per gli affari di La Vitola. Il Tempo, basta regali all'Africa. Al vertice europeo il ministro Piantedosi non chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. Se un paese africano vuole aiuti, cooperazione e commercio europeo deve fare due cose. Uno, non far partire i clandestini. Due, e poi eventualmente riprendersi. Sanchez, spiaggiato a Lanzarote, battuto dalla linea Meloni. Il commento di Daniele Capezzone, finalmente la parola che aspettavamo, condizionalità. Delirio Spin Time, lo sapete, questo centro sociale di Roma, gli occupanti si allargano tutta la strada per tutta l'estate, intanto il comune tratta pure l'acquisto di un altro immobile occupato e poi di spalla, intervista al ministro Zangrillo, merito nuovi contratti giovani e semplificazione, ecco la pubblica amministrazione per cittadini e imprese. Infine, gli insulti a Fratelli d'Italia al tempo, commissione Covid farsa Conte, anche oggi Giuseppi è disponibile. Domani abbiamo il momento più divertente della rassegna stampa, cioè il tempo di Osho, c'è Conte al telefono. Pronto commissione Covid? Volevamo fare il 29 febbraio? E perché non il 30? Date una medaglia a quest'uomo. Andiamo con la Repubblica, emergenza migranti, l'UE respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere di spalla, spiragli per Hormuz, borse record. Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. Mar Nero, la nuova guerra del grano. Ecco, anche questa è una cosa che io ne scrivevo un paio di mesi fa su Italia Oggi. Esiste questa flotta fantasma russa che smercia grano rubato letteralmente in Ucraina, che viene addizionato con grano di provenienza russa in modo tale da falsare eventuali controlli, e queste navi fanno il giro del Mediterraneo cercando di vendere generalmente in Egitto, vanno a sbarcare, Egitto e paesi dell'Africa settentrionale. L'inchiesta, così Infantino sedotto al potere, ha svenduto il calcio mondiale, poi il caso Bulgaria, Naziskin assaltano hotel con ebrei italiani. La Stampa, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti al gennaio del 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città. Gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. Beh, grazie al cavolo, se voi asfaltate qualunque cosa e i polmoni verdi si contano sulle dita di una mano, poi però è anche vero che dove ci sono i boulevard e i viali alberati, se non fanno la manutenzione, poi succede come succede a Roma quando viene l'inverno, una botta di temporale e vediamo gli alberi che cascano addosso alle macchine. Ta-da-da-dam. Proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma solo per il diesel, accise, nuovo minisconto, tensioni Meloni Giorgetti, fotonotizia centropagina. Europei di nuoto, Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellacani super nei tuffi, il poker d'oro di Chiara. La Taddeucci ha detto con molta serenità che la Senna fa vomitare. Dopo Ceuta, UE, solidarietà a Madrid, stretta su rimpatri e frontiere. La verità oggi azzecca un titolo dal sapore fantoziano. Scusate, ve lo leggo con la voce di Paolo Villaggio. Come umana la sinistra! Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati, Sanchez Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati, i superstiti ancora a Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa. Genova i tanto sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori addirittura chiusi. Fotonotizia centropagina, il campo largo si scopre più putiniano di Putin. Contro i ladri spopolano le ronde, da nord a sud crescono i controlli di vicinato, nella sola provincia di Treviso sventati 700 furti in un mese, cacciapure a truffatori di pensionati e Maranza. Diesel calmierato, tagli per 245 milioni ai ministeri per ridurre ancora le accise di 17 cents, e poi Silvana De Mari, cuore in affanno, emorragie, tagliaferri, ecco cosa fa la tua gestazione per altri.
L'utero in affitto nuoce gravemente alla salute. Europei di nuoto, la Senna fa vomitare, però l'Italia trova un oro con Taddeucci. Chiudiamo infine col Libero, Conte, gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero, la verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarla, 299 milioni lo prendo io. Robetta. La bozza d'offerta non vincolante, corretta da Giuseppi. E beh, un fior d'avvocato, voglio vedere se non se la sa correggere. Andiamo a vedere Italia Oggi. Eccoci qua, concordato più conveniente, pagamenti rateali senza interessi per chi rinnova, più alte le soglie di esonero dal visto di conformità, accertamenti con decadenza anticipata, ravvedimento sul 2023. Francesco Cerisano ne scrive a pagina 24. Streaming musicale, Spotify ha raggiunto 300 milioni di abbonati premium, Andrea Secchi a pagina 19, decreto PA stop al pagamento di indennità e buoni pasto durante le ferie, cancellazione dei limiti storici alla spesa per il personale. Barbero a pagina 29, riordino in Gazzetta Ufficiale, stop agli aiuti a pioggia alle imprese, tagliate 22 agevolazioni su 33. Attenzione ai grandi investimenti delle imprese di maggiori dimensioni. Infine, le sanzioni 231 ora si evitano con un adeguato modello amministrativo e con la collaborazione. Pierluigi Magnaschi firma un fondo sullo sbarco dei marocchini a Ceuta, si è scritto molto, ma capito molto poco. E poi il diritto e rovescio, come sempre implacabile, Magnaschi, l'ineffabile portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo che un drone, pare abbattuto dalla contraerea russa, ha fatto vittime su una spiaggia del Mar Nero, ha ripetuto le consuete sgangherate accuse di terrorismo contro Kiev e i suoi alleati occidentali. Zakharov, a quanto pare, nel suo mondo al contrario, ritiene che la colpa imperdonabile dell'Ucraina e degli europei sia di non arrendersi all'aggressione e non pensa che i crimini di Mosca contro i civili ucraini siano invece del tutto leciti. E le forze russe stanno sistematicamente attaccando le stazioni di servizio e da 4 anni bombardano e distruggono edifici, treni, centrali elettriche e qualsiasi tipo di infrastruttura civile, nel tentativo di spezzare la resistenza ucraina. Questo per lei non è terrorismo? Ma chi pensano di prendere in giro questi reggicoda di Putin? Come non essere d'accordo? Parole sante. Chiudiamo infine con gli amici del quotidiano di Sicilia, 2 mesi per salvare tutto l'anno turistico, in Italia 35% di presenza a luglio-agosto, Eurostat dato nazionale sopra la media UE, la destagionalizzazione è ancora lontana. Dalle province, a Catania al Policlinico debuttano le bodycam, a Messina, Taormina, costi, funivia e parcheggi. Fatti regionali, Giambona del PD non è stato fatto abbastanza in prevenzione, l'assessore Savarino il 98% dei roghi per mano criminale. Emergenza incendi, in arrivo 18 milioni destinati a iniziative per la riforestazione. A Palermo poi approvati il progetto con decreto dell'assessorato territorio e ambiente, Oreto via libera alla riqualificazione della foce del fiume. Mi sa che l'Oreto viene bello pulito a differenza della Senna. Diamo un'occhiata anche alla stampa locale perché tanto sono le 8:50 circa, quindi possiamo ancora dare un'occhiatina ai titoli dei giornali locali. Brescia oggi, i paletti della regione Lombardia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo. La Lombardia è la regione col più alto tasso di presenza di data center in Italia e questo sta creando anche dei problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento di corrente elettrica e il consumo di suolo. Ed era ora che arrivassero delle norme regionali a occuparsene. Corriere del Mezzogiorno, la campagna emergenza bradisismo, 100 milioni per i Campi Flegrei. Corriere del Mezzogiorno Puglia, sanità, accordo a 6 per tappare il buco. Corriere del Trentino, il caso sanità in tilt, Asuit corre ai ripari. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, il mercato del lavoro, un assunto su 3 è straniero. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, il regolamento città alta, carica e scarico nel caos. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, a Trenzano, niente pausa, muore sul lavoro. Corriere della Sera, Dorso di Milano, in 3.000 per salutare Capitan Baresi, 6 per sempre. Corriere di Torino, lo russo vuole riaprire Ascatasuna con nuovi progetti, il comune lancia il bando per l'immobile. Corriere dell'Alto Adige, istruzione scuola, via le multe per i genitori. Corriere Bologna, il caldo manda in tilt l'agricoltura. Corriere Fiorentino, caldo estremo, allarme per i parchi.
Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, Rimini accoltellati in centro, muore dopo 5 mesi. Dopo l'aggressione avvenuta il 9 agosto scorso, la figlia chiede giustizia. Alla Gazzetta del Sud, incessante ricerca e veglia di dolore, si continua a scavare a Messina senza sosta per trovare gli ultimi due dispersi del crollo di Pistunina. A Sofia, il gruppo di Naziskin tenta di assalire gli ebrei italiani. Allora, adesso andiamo direttamente a dare un'occhiatina a quello che sta succedendo con Ceuta. Eh, no, andiamo su Il Giornale, ne parliamo su Il Giornale perché c'è Fausto Biloslavo che appunto dice la nuova invasione, appello social per il 15, a Ceuta e già allarmi clandestini, ci sono ancora 2000 stranieri che vagano per strada, alcuni dormono al cimitero, gli scontri con la polizia al grido di Allah Akbar. Ma guarda un po', quindi non hanno niente a che fare col terrorismo islamico. Me lo sono sognato io stanotte, scusate, io la sera devo mangiare più leggero. Il cimitero musulmano di Sidi Embraek, scrive Biloslavo, si estende su una collina di Ceuta non lontano dalla frontiera e il confine col Marocco. Una lunga sfilza di lapidi bianche ordinate sono diventate il dormitorio dei migranti irriducibili che non vogliono tornare a casa dopo l'invasione della scorsa settimana. Sami e Reda sono due amici, poco più che ventenni, seduti su una suoia che di notte serve da giaciglio in mezzo a due tombe. Il primo parla inglese, ha la sorella che vive in Lombardia. Sul telefonino mostra orgoglioso l'immagine dello stivale dipinto col tricolore. In Marocco non torno, afferma deciso, vado in Italia, il mio amico punta alla Svizzera, dove pure lui tiene famiglia. La distesa bianca di lapidi è imponente e tranquilla, i marocchini che dormono fra i morti sono sparpagliati in piccoli gruppi. Qualcuno ha un cartone come materasso, i più fortunati una coperta, sono tutti decisi a restare a Ceuta per proseguire verso l'Europa continentale. Il governo spagnolo ha dichiarato che i migranti illegali ancora in città sono 2005 e fa di tutto per rimandarli in Marocco. Un video riprende i clandestini che saltano giù da camion militari spagnoli, incitati da quelli che sono già riusciti a farlo lungo la strada principale che porta alla frontiera. Un altro filmato che arriva da oltre confine mostra il comportamento molto meno permissivo della polizia marocchina, che riempie di botte i connazionali intercettati prima del passaggio illegale, probabilmente anche quelli che tornano indietro. La spiaggia Benitez, ancora occupata giorno e notte, sembra meno affollata del solito. In gran parte sono subsahariani arrivati in massa con l'ondata di marocchini, in tutto 72.000, secondo il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlasca, giovani e non solo che arrivano da paesi come Sudan, Mali, Somalia, Etiopia, Senegal, in gran parte infestati da guerra e terrorismo. Fra le migliaia di migranti illegali rimasti a Ceuta, molti sono subsahariani, dichiara il giornale il ministro degli esteri Antonio Tajani. Non sappiamo chi sono e cosa hanno fatto a casa loro. Abbiamo già dimenticato che una settimana fa c'è stato un grave attentato a Berlino? Il vice premier raggiunge che gli africani presenti nell'ex-club spagnolo arrivano da paesi a rischio jihadista e possono essere infiltrati da elementi potenzialmente pericolosi. Ecco perché servono le verifiche. Ora, a voi italiani può piacere oppure no, però il ministro degli esteri che fa queste affermazioni non le fa perché si è alzato stamattina e ha tirato una monetina per parlare con Biloslavo, ma lo fa perché evidentemente il nostro AISI, i nostri 007, che sono gente capace e preparata, evidentemente gli avranno scritto un simpatico rapportino nel quale gli si dice, caro ministro, tieni gli occhi bene aperti, perché noi sappiamo questo, questo e quest'altro. Mm? In una nota arrivata anche al Viminale si fa notare che non sono disponibili informazioni relative a precedenti penali o di polizia per nessuno dei migranti irregolari che rimangono a Ceuta. Meno male che Sanchez ha i cabasisi quadrati, eh? Cioè, questi sono così alla carlona che manco li schedano. I servizi marocchini e spagnoli sono molto attenti e attivi per le possibili infiltrazioni jihadiste, ma il caos dell'invasione ha sicuramente favorito l'ingresso ai criminali. Lungo la carrettera Benitez, che costeggia la spiaggia trasformata in bivacco, passa avanti e indietro alla sera un blindato dell'esercito con un soldato di vedetta fuori dalla botola. Non sono mancati scontri con la polizia al grido di battaglia Allah Akbar, Dio è grande. Gli agenti presidiano i punti caldi come il centro d'accoglienza, dove hanno respinto i migranti che l'assediavano nel bosco circostante.
Nella giungla di bivacchi e ripari di fortuna incroci anche dei barbuti sulla Trentina che non parlano con i giornalisti. P, che si presenta solo con l'iniziale del nome, non si capisce per quale timore, gira con la scritta asilo su un pezzo di cartone e porta al polso il braccialetto di plastica Free Palestine, simbolo degli attivisti. Viene dal Sudan, non sembra un islamista, ma sull'Italia sostiene che è in mano alla destra, brutta gente. Tutti hanno diritto a muoversi dove vogliono. All'invasione ha partecipato pure un afgano con 3 familiari che viveva da 2 anni in Marocco. L'ex-club spagnola ricomincia a vivere, almeno nella zona del centro, ma da ieri è scattato un altro allarme dai servizi marocchini che sorvegliano attentamente il web. Per il 15 agosto è stato lanciato un nuovo appello all'invasione con tanto di bandiera spagnola ed europea. L'autorità di Ceuta conferma la diffusione di account marocchini sui social che cambiano nome e riaprono di continuo con un gran numero di follower. Il sito spagnolo Maldita, che si batte contro le fake news, ha identificato oltre 50 gruppi social pro-invasione. La convocazione avviene su Facebook, poi rilanciata da Instagram e alla fine gli interessati si spostano su chat apposite di WhatsApp per gli aspetti pratici e logistici. Appuntamento a Ferragosto, signori, siamo messi male, eh? Allora, vediamo un po' le vostre zappe, 340-670-9659. Chi ostacola Trump per raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina ha sulla coscienza la morte di migliaia e migliaia di innocenti. Ha ragione Salvini, la Russia e Europa, i poveri ucraini sono vittime di multinazionali e di chi agisce nell'ombra per la loro convenienza. Dobbiamo riprendere i rapporti con la Russia. Antonia, La Spezia. E i russi invece di chi sono vittime? Caro Antonino, mi vedo costretto a riprendere il tema dei Campi Flegrei e del bradisismo che si fa sempre più vicino. Sono anni che per tranquillizzare esiste un ridicolo piano di evacuazione per 800 un milione circa di persone con preavviso, se va bene di 22 ore, capite il nulla? E il comune rilascia altre licenze edili, città di Baia sommersa, non insegna nulla. Il fatalismo napoletano non serve, la natura più forte ha i segnali ignorati, ma c'è l'America's Cup velica, Maurizio. Maurizio, però guarda che i terremoti non si possono prevedere. ULX, Alta Valsusa, diesel 2 euro e 0,59, benzina 1,96,9. Salute ragazzi. Francia Monginevro, benzina 2,090, diesel uguale. Buondì Silvio da Torino. Ciao Silvio, buongiorno. Marco, buongiorno a te. Buongiorno Antonino. Continuiamo a restare in questa Europa di dementi assassini miserabili. E dopo che usciamo, che facciamo? Bugie, i russi non bombardano i civili, buffoni, magari avessimo un Putin al governo, magari potrei mandare mia nipote a comprare il latte, Marco. Puoi sempre andare a Mosca, Marco, che noi intanto preferiamo restare nella libertà. Caro signor Antonino, ieri ho letto l'articolo di Silvana De Mari sulla strage di Bologna. Avevo già sentito parlare della pista palestinese, ma vorrei sapere da lei che cosa ne pensa. Beh, la pista palestinese che tra la fine del 79 e l'inizio dell'80 c'è stato un allarme da parte dei servizi segreti italiani col capocentro di Beirut, il colonnello Giovannone, quello che aveva tentato inutilmente di salvare Aldo Moro, che preannunciava una strage in Italia, probabilmente in un impianto ferroviario. Questo è vero. Questo è vero. Purtroppo noi abbiamo avuto con il lodo Moro dei rapporti con tutto quel mondo che francamente il giorno in cui qualche armadio dovesse essere aperto, Dio ce ne scampa e libera dalla quantità di libri di storia che dovremmo riscrivere. Quanto odio verso la Russia, perché non parla dell'esplosione del ristorante italiano a Mosca? Ha stato Putin, il Nord Stream ha stato Putin, un po' di obiettività. No, non c'è nessun odio, figurati. Antonino, cos'è tutta questa pacatezza, questa classe nella lettura delle notizie? E che cosa vuoi? Che te le legga a Rutti, a Scorregge? Sono su una radio nazionale che copre il territorio nazionale e magari cerchiamo di leggere in un modo adeguato alla serietà del luogo e alla serietà dell'impegno che stiamo espletando. Che dici? Sono le 9, ce ne andiamo in pausa, ci sentiamo Dolly Parton 9 to 5 del 1980 e poi torniamo col sottosegretario Alessandro Morelli. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me in. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it, and you spend your life putting money in his wallet. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E allora, rieccoci qua alle 9:04, al telefono con noi il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione, al coordinamento e alla politica economica, Alessandro Morelli. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Antonino, buongiorno agli ascoltatori. E allora, visto che parliamo di economia, questo sconto sul diesel mi pare che sia una mano santa. Si aspettava il 6 di agosto per fare il punto della situazione, ma il regalo di compleanno è arrivato prima, è arrivato oggi. Questi 17 centesimi in meno mi pare che siano un aiuto in una situazione economica non facile. Certo, c'è un nuovo taglio confermato dal governo ieri nella seduta del Consiglio dei Ministri, un Consiglio dei Ministri molto intenso, chiaramente prima della pausa. Noto che questo è uno degli argomenti che sicuramente non solo tocca le tasche, ma tocca le sensibilità di tutti gli italiani. Faccio notare come purtroppo nell'ambito della comunicazione generale, del cosiddetto mainstream, guarda, io ho di fronte i giornali e francamente sul Corriere della Sera lo troverai più o meno a mezza pagina, un taglietto in prima pagina, chiaramente apre con la questione Spagna, il mitico Baresi, e quindi l'ultimo saluto a Baresi, eccetera. Sulla Nazione, il quotidiano nazionale, lo sto cercando in prima pagina e francamente non lo trovo. Ora chiaramente do solo questi due spunti rapidamente senza dilungarmi, ma è solo per far notare come questa, che è oggettivamente uno degli argomenti nei quali
si parla al bar, si parla in famiglia, si parla ovunque, diventa una notizia di secondo, terzo ordine per i principali giornali. E questo ci dice molto su un certo modo di raccontare l'Italia, che evidentemente è abbastanza scollato dalle esigenze delle persone. Io sostengo da anni che se molti dei miei colleghi si prendessero un treno di seconda classe, magari notturno, capirebbero che l'Italia non è quel posto che raccontano loro con il loro birignao, ma per carità, punti di vista, evidentemente. Oppure potrebbero andare a qualche festa, diciamo, molto popolare, molto semplice di partito, come si fanno le varie feste, i vari appuntamenti della Lega in questo momento, o come a Pontida il 20 di settembre, quando c'è il nostro Lorenzo Viviani che va a friggere le acciughe. Io sono stato da lui in questo weekend e già si stava preparando per farsi dare il pick-up per andare su a Pontida a friggere le acciughe. Ecco, secondo me questo è un problema proprio di scollamento di un certo giornalismo rispetto alla realtà. Un'altra notizia che io trovo solo sulla Verità, per esempio, stamattina, è questa del fatto che stanno nascendo sempre più delle ronde di vicinato, che in un certo senso richiamano, se vogliamo, quel concetto che c'era negli anni 90 delle famose ronde padane che venne portata avanti allora proprio alla Lega. Cos'è? È in fondo un riflesso del caso Roggero, sottosegretario? Sostanzialmente quando le persone non ce la fanno più per il tema dell'insicurezza o comunque si sentono minacciate nella loro normale vita, nella comunità, della socialità, quando le ragazze, le persone in generale oramai, perché non è più un tema di genere, ma non sono più libere di vivere la vita che abbiamo vissuto noi qualche annetto fa, evidentemente parte una reazione popolare che non deve essere vista per forza come qualcosa di negativo, di un ritorno al passato, di violenti che vogliono menare le mani. Semplicemente, come quando noi organizzavamo le ronde padane, dei ragazzi, delle persone decidono di andare per strada, mettere degli occhi sulle vie che purtroppo sempre di più sono spopolate da persone per bene e occupate letteralmente da personaggi di dubbio gusto e che la prima volontà è quella di rioccupare il proprio territorio. Dunque, dicevi giustamente, e anzi il titolo della Verità addirittura la difesa fai da te spopola e funziona. Qui non è tanto un tema di difesa, è un tema di rioccupazione di spazi, rioccupazione positiva, col sorriso. È chiaro che se i balordi vedono 10, 20, 30 persone che passeggiano e chiacchierano per strada, insomma, si sentono in difficoltà perché chiaramente ci saranno 20, 40, 60 occhi che li possono osservare. Dall'altra parte, insomma, anche con gioia, si rioccupano quei territori delle nostre comunità, peraltro facendo qualcosa di diverso che rincoglionirsi davanti alla televisione che tendenzialmente ci offre sempre una visione che non è proprio aderente alla realtà, come tu ricordavi. Come diceva Bossi, la televisione crea la realtà, stanno cercando di crearci una realtà parallela e appunto lo abbiamo dimostrato semplicemente guardando i primi 2 giornali che avevo di fronte e testimoniando appunto il livello di titolazione che chiaramente sceglie il direttore, scelgono i giornalisti, ma che insomma appunto dal nostro punto di vista poco rappresenta il sentire comune della gente. Questo sicuramente. Sottosegretario, è arrivato un messaggio al 340-670-9659. Buongiorno, una domanda al sottosegretario, semplicissima, sperando di ricevere una risposta concreta. Che intenzioni ha il governo nell'immediato futuro con la questione russa? Anche perché, tra l'altro, c'è questo dibattito sui fondi safe. Giorgetti dice non c'è bisogno di passare dall'aula. Che si fa?
Ma allora, chiaramente su questo la Lega ha una posizione. Giorgetti fa il ministro dell'economia e giustamente fa quello che deve fare per mettere i conti a posto, per tenere la barra dritta, per diciamo legittimamente, lo sottolineo nuovamente, evitare che ogni singolo ministro altrettanto legittimamente cerchi di allargarsi dal punto di vista economico-fiscale, e quindi tiene una sua posizione che è la posizione del ministro dell'economia. È evidente che la Lega altrettanto legittimamente, e non è una differente posizione del partito. Il partito esprimerà una posizione, sottolineiamo come fino ad ora la posizione espressa dalla Lega è una posizione netta nel tema del passare dall'aula, e dunque ritengo che questo possa essere l'opportunità che dobbiamo cogliere anche per vedere come si comportano non solo gli alleati ma anche dall'altra parte, cioè perdere l'occasione di vedere spaccata completamente, disastrata letteralmente, l'opposizione che sta cercando in questi giorni di dare una parvenza di unità, almeno sempre sui giornali e sui media, ma che nei fatti non esiste, un'unità che non esiste. Diciamo che secondo me sarebbe un errore dal punto di vista tattico, un errore politico. Già che ci siamo, facciamo un po' di cabaret, va, visto che sono già le 9:13. Il campo largo, Conte che scappa dalla commissione Covid, Conte che dice decidiamo la linea sulla politica estera e sull'Ucraina con i gazebo e le primarie. Conte che litiga con la Schlein e poi se ne va a pranzo con lei a cercare di ricucire. E io ieri ponevo questa domanda agli ascoltatori: ma voi votereste una coalizione così? Io non comprerei un governo usato da quest'uomo, detto tra noi, sottosegretario. Una famosa pubblicità americana, ne compreresti un'auto da quest'uomo. Allora, ora noi dobbiamo cercare il più possibile di evitare di prestare il fianco a delle polemiche che molto spesso peraltro sono polemiche pretestuose, proprio diciamo con una panna montata in termini giornalistici dagli avversari che sono più nelle redazioni dei giornali che nelle feste di partito degli altri partiti. Perché dico questo? Perché è chiaro che il campo largo cerca di distogliere l'attenzione dalle fratture nell'ambito della sinistra, cercando appunto di instillare un'ipotesi di litigio e rottura che, diciamolo serenamente, quando si è al governo è anche più probabile e facile, perché poi le decisioni devono essere prese, le mediazioni devono essere trovate necessariamente, perché poi quando si vota la maggioranza deve votare compatta in una direzione o nell'altra, mentre appunto l'opposizione è più libera rispetto alle posizioni che si tengono in sedi parlamentari nel momento del voto. Dunque, da questo punto di vista, secondo me la maggioranza deve ancora maturare una crescita, perché purtroppo noto molto spesso che il partito di maggioranza relativa non coglie la assoluta priorità di non solo mantenere unita la maggioranza, cosa che nei fatti avviene, ma anche mantenere unita la maggioranza nel dibattito. È evidente che questo compito deve essere svolto dal partito di maggioranza relativa, che a volte deve trovare una mediazione, un equilibrio tra i vari interessi e sensibilità di tutta la maggioranza. Vedi, il presidente Berlusconi lo diceva molto spesso: quando le persone escono dalla mia stanza tutti urlano, sono tutti scontenti, dichiarano di essere scontenti di non aver ottenuto
i risultati politici che ritenevano necessari per l'ottenimento di appunto una visibilità di bandiera. Ma in realtà, diceva Berlusconi, tutti in cuor loro sorridono, perché è evidente che io devo trovare una formula di mediazione e di equilibrio. Io, Berlusconi diciamo, di quando era al governo, quindi con una Forza Italia molto forte, mi ritrovo a dover rimbrottare i miei, perché appunto devo sottolineare come tutti quanti devono uscire col sorriso, almeno nel cuore, dopo i dibattiti, le discussioni, le mediazioni. Ora, questo dovrebbe avvenire anche in questo momento storico con questa maggioranza. Se noi troviamo degli equilibri, è anche giusto dare il giusto spazio, l'adeguato spazio a chi quegli equilibri li ha trovati. Ora, cercare sempre di superare anche dal punto di vista comunicativo gli altri può rischiare di essere un errore. Dunque, dando appunto il fianco, porgendo il fianco e dando un'opportunità ai media mainstream, che sono chiaramente tutti indirizzati da una parte, nel tentativo di cercare presunte spaccature, quando invece il dibattito è sicuramente un dibattito acceso, ma poi, come dicevamo, nei fatti si trovano delle mediazioni. Forse su questo l'intera maggioranza dovrebbe fare veramente un passaggio di maturazione ulteriore. Decisamente. Sottosegretario, in questo momento, diciamo, la politica tira un po' il fiato, perché ora naturalmente vengono le ferie e certamente ci si ferma per un po'. Non si ferma ovviamente l'attività tra i militanti, non si ferma l'attività interna al partito. Ma quando si ripartirà a settembre? Sarà, come si suol dire, un autunno caldo? Perché poi puntualmente si fa sempre sto discorso ad agosto. A settembre sarà un autunno caldo. Che autunno sarà? Io mi auguro che sia un autunno caldissimo dal punto di vista politico, innanzitutto per la nostra grande manifestazione di Pontida il 20 di settembre, dove chiaramente con il gazebo di Radio Libertà attenderemo migliaia e migliaia di persone per condividere, raccontare, raccogliere i commenti, i suggerimenti, persino le critiche, perché se le critiche sono costruttive ci permettono di raggiungere al meglio i nostri obiettivi. Inoltre io mi auguro che sia un autunno bollente sul fronte anche del governo, perché l'auspicio che Matteo Salvini possa ricoprire l'incarico di Ministro dell'Interno, richiesto dalla Lega, come sappiamo, in maniera ufficiale attraverso sia il suo congresso che la segreteria e il Consiglio federale, ritengo possa veramente dare una svolta. Attenzione, il ministro Piantedosi ha svolto un ottimo lavoro, è evidente che per rispondere al disastro che molti politici del territorio stanno causando, soprattutto nelle nostre grandi città, è evidente che serve un politico. E quindi per questa ragione l'auspicio è che Salvini possa in autunno possa tornare nel posto dove sarebbe dovuto essere peraltro già dall'inizio di questo governo, cioè al Ministero dell'Interno, che come sappiamo, fatto che non gli è stato impedito dal Presidente della Repubblica, che come sappiamo lo ha in qualche maniera stoppato. Ecco, a proposito del Presidente della Repubblica, su Italia Oggi c'è chi suggerisce l'idea che Franceschini, con questo appello che ha fatto nei giorni scorsi a proposito dell'elezione del prossimo Presidente, e cioè che debba essere frutto di una scelta condivisa, stia accennando a quello che usò De Mita nel 1985 per portare Cossiga al Quirinale e poi pentirsene. Cioè il famoso metodo De Mita, cercare il più possibile un'ampia maggioranza in modo tale che alla prima elezione si fa il Presidente della Repubblica e si archivia la pratica. Ora, da un lato io mi chiedo se questo possa avere senso, vista anche l'attuale situazione politica e vista anche l'attuale opposizione. La seconda cosa, un Presidente della Repubblica a 14 anni al Quirinale, non sarebbe il caso
dopo le prossime elezioni, con la rielezione del centrodestra ovviamente a maggioranza, di fare una modifica alla nostra Costituzione, come chiedevano Segni e Leone, e non vennero ascoltati, e scrivere chiaramente che il Presidente della Repubblica è in carica 7 anni e non può essere rieletto? Su questo, guarda, allora, innanzitutto la prima questione, cercare una Sì, maggioranza sul fronte del Presidente della Repubblica. Ora, se passasse la legge elettorale, di questo argomento non ci sarebbe neppure bisogno, perché la nuova legge elettorale permetterà, nel caso in cui passasse esattamente com'è, di avere una maggioranza solida sia alla Camera che al Senato, e quindi contestualmente avere una maggioranza che altrettanto potrà votare il Presidente della Repubblica. Quindi dobbiamo leggere le parole di Franceschini, che comunque dal punto di vista politico è un fine analista, oltre che essere uno dei, diciamo, di quelli che veramente nella sinistra dà le carte, come si dice, e quindi dobbiamo ragionare. Uno, il PD sta mandando un messaggio, l'area di Franceschini, a quelle componenti della maggioranza di centrodestra che, diciamo, sono un po' più riottose nella ipotesi di approvare una legge così chiara, che appunto definirà il Presidente della Repubblica, punto di domanda, dicendo sostanzialmente: guardate che se non venisse approvata la legge elettorale per come oggi è stata depositata, noi PD saremmo disponibili a ragionare, anche perché oggettivamente nel caso in cui ci fosse una legge elettorale differente da quella che sta valutando il Parlamento, quindi anche quella con la quale questa maggioranza è stata eletta, è una delle possibilità che alla fine non vinca nessuno e si possa produrre una maggioranza tecnica nella quale una parte dell'attuale maggioranza, quindi senza fare troppi giri di parole, l'area più centrista, l'area di Forza Italia, possa andare a fare un governo con la sinistra. A quel punto le parole di Franceschini sono profetiche, sarebbero profetiche, perché a quel punto chiaramente anche i voti di Forza Italia potrebbero concorrere all'elezione di un presidente che chiaramente sarà di sinistra, ma non sgradito almeno alla quota di Forza Italia. Altrimenti è evidente che se passasse la nuova norma elettorale, le parole di Franceschini cadrebbero nel nulla, perché appunto abbiamo detto i numeri per eleggere un Presidente della Repubblica ci potrebbero anche essere. Nel caso in cui non ci fossero, è evidente che si potrebbe in chiave politica fare un accordo con una parte dell'opposizione. È chiaro dunque che tutto gira intorno, per venire al dunque, alla nuova legge elettorale. Se passerà, chiaramente ci saranno oneri e onori dei futuri vincitori delle elezioni. Se si vince si stravince, se si perde si straperde, e il straperdere chiaramente, e su questo l'attuale maggioranza di centrodestra sta facendo una vera e propria scommessa, perché è evidente che noi riteniamo che gli italiani premieranno l'operato di questo governo, stiamo facendo una scommessa e quindi per questa ragione andiamo dritti nella volontà di portare a casa il risultato. Se una parte dell'attuale maggioranza di centrodestra non ritiene che questa sia un'ipotesi percorribile, evidentemente la legge elettorale non passerà e dunque la profezia di Franceschini, le parole di Franceschini potranno diventare profezia. Ecco, e ci ritroveremo Gentiloni al Quirinale. Potrebbe, sì, cavolo, adesso che me la dici, mi butti di un nome, potrebbe anche essere. Chiedo scusa, non si interloquisce così con un uomo delle istituzioni, però giuro m'è uscita dal cuore così. Non volevo. Però certo c'è questo rischio, diciamo Secondo così. me anche la gran parte degli italiani non vorrebbero, però cosa ci possiamo Mi sa fare? che siamo assai, sì, decisamente.
Sottosegretario, prima si parlava di Matteo Salvini di nuovo al Viminale. La questione Ceuta, Sanchez che se ne va alle Canarie a fare i video con la playlist della sua musica estiva, però intanto a Ceuta ancora ci sono, scrive Fausto Biloslavo sul giornale stamattina, 2000 clandestini che non sono stati censiti, di cui non sappiamo niente, e però sappiamo che ci sono infiltrati jihadisti tra di loro. La Spagna che dice, nessuno è transitato nel territorio Schengen, l'Italia ha più problemi di noi altri, non è in grado di gestire l'immigrazione. Poi vediamo la sinistra che va in solluchero dicendo che Sanchez ha i cabasisi quadrati perché nel giro di 3 giorni ne ha cacciati fuori 70.000, mentre noi non siamo riusciti a mettere in moto il centro espulsioni dell'Albania. Mi scusi, ma a che gioco giocano questi? Allora, quando ho visto le prime immagini dell'arrivo a Ceuta, francamente anche io sono stato colpito, ma non sono rimasto scioccato, attenzione, perché dove c'è la sinistra al governo, quelle sono le immagini normali. Certo, il caso Ceuta è stato un caso, diciamo, di scuola, nel senso che in un giorno sono arrivate così tante persone, ma se noi mettiamo assieme tutte le persone che sbarcano, che sono sbarcate durante gli anni della sinistra al governo in Italia, altro che Ceuta dobbiamo mettere in fila, probabilmente una città come Palermo o come Genova, anzi molto di più. Dunque per questa ragione io non rimango scioccato, perché quando c'è la sinistra al governo quella è la normalità. Se c'è la sinistra al governo, i governi dei competitor africani del Nord Africa possono ampiamente sfruttare le politiche migratorie che i governi di sinistra mettono in campo. Ora è servito Matteo Salvini per bloccare, vi ricorderete, il Groviera, che erano i confini nazionali a sud d'Italia e quindi a sud d'Europa, passando dai 150.000 circa di media ai 20.000 circa durante i 2 anni di governo Salvini al Ministero dell'Interno. Dunque per questa ragione io ribadisco che non sono rimasto scioccato. Sono scioccato del fatto che questi, sempre sfruttando appunto delle formule mediatiche di distrazione di massa, cerchino di ovviare al focus delle notizie che sono notizie gravissime, l'assalto all'Europa, con appunto dei sistemi che francamente sono, dal punto di vista comunicativo, sicuramente funzionano, ma sono oggettivamente opinabili. Cioè noi stiamo vedendo che Sanchez va in vacanza con un disastro compiuto a Ceuta, probabilmente, anzi con grandi risultati. I media mainstream ci stanno dicendo del successo dei rimpatri in quel di Ceuta, senza darci conto del fatto che quanto avvenuto è la dimostrazione plastica di come le frontiere europee siano un colabrodo di fronte alle necessità, volontà dei paesi frontalieri mediterranei. Cioè se domani la Tunisia, perché è arrabbiata con la Meloni o con un altro premier o con Salvini, decide che ci manda qua 100.000 persone, in un giorno l'esercito tunisino, l'esercito egiziano, l'esercito marocchino, come abbiamo visto, la polizia marocchina, cioè lo Stato si organizza per buttarci qua letteralmente migliaia e migliaia di delinquenti, di nulla facenti, addirittura, come sottolineavi e come sottolinea giustamente Biloslavo, di jihadisti. Ora, dunque, la decisione che dobbiamo prendere è una decisione molto netta: o si interrompe e si chiudono i rapporti con determinati paesi quando questi paesi
in maniera così tanto palese compiono delle azioni di questo genere, oppure andiamo avanti così e evidentemente all'Europa, governata dalla sinistra e dal Partito Popolare Europeo, va bene essere continuamente minacciata. Leggo di ipotesi di nuove collaborazioni addirittura con il Marocco, con un'operazione simpatia nei confronti del Marocco, che evidentemente si è ritenuto colpito nei propri interessi, in particolare sul tema del Sahara occidentale, quindi dibattito interno al Nord Africa tra i due paesi che chiaramente si contendono quest'area enorme del Sahara. Ora, dunque, dobbiamo deciderci. Al posto che fare l'operazione simpatia con il Marocco, sarebbe utile invece segnalare che intere fabbriche europee hanno deciso di investire, aziende europee hanno deciso di investire in Marocco. Sottolineo come nell'area nordafricana Stellantis abbia non solo annunciato ma stia producendo automobili. Stellantis, sottolineo, ha in pancia il governo francese. Il governo francese, se l'Europa fosse l'Europa, dovrebbe da subito annunciare lo stop della produzione di auto in Marocco e nei paesi frontalieri mediterranei. I paesi, le aziende di Stato europee, di tutti i paesi europei, dovrebbero collaborare per segnalare come di fronte a un caso di questo genere che non colpisce la Spagna o il signor Sanchez, la cui moglie è indagata, il fratello è inquisito, arrestato, condannato, non so più neanche quante ne abbia addosso Sanchez, ma grazie a una buona comunicazione riesce ad attuare questa distrazione di massa che appunto non lo butta al pubblico ludibrio, ma anzi ne fa quasi un'icona. Non stanno attaccando la Spagna, stanno attaccando l'Europa. Quindi sarebbe assolutamente ragionevole che l'Europa facesse un bel incontro con le grandi società multinazionali europee, partendo dall'ENI, citavo Stellantis, le aziende tedesche e quant'altro, e proponesse loro di quantomeno, non dico chiudere i rubinetti, ma segnalare che l'Europa si sta veramente incazzando. Certo, finché avremo il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo a governare in Europa, questa mia ipotesi rimane un'ipotesi di scuola, perché la vedo piuttosto complicata, visto che da un lato l'Europa ha abbassato i pantaloni di fronte alla Cina sul fronte dell'automotive, regalando il mercato dell'automobile europea entro il 2035 all'industria cinese della produzione di automobili, distruggendo, suicidandosi sul fronte industriale. Dall'altra parte stiamo facendo l'operazione simpatia con il Marocco dopo un assalto dello stesso Marocco organizzato dallo Stato evidentemente nei confronti dell'Europa. Sembra che l'Europa insomma abbia abdicato al suo ruolo di gestore politico, ma stia semplicemente facendo in questo caso l'agente che porta al fallimento di un intero continente. Il problema è che non è solo un fallimento economico e industriale, ma è un fallimento etnico, culturale, sociale. L'Europa non esiste più. Molto bene, sottosegretario, io la voglio ringraziare, ci ritroviamo mercoledì prossimo allora. Grazie mille a tutti voi e buon ascolto. Grazie. Sigla. Avete ascoltato l'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. It'll make you dead, yeah, yeah. You will turn to
Rieccoci, sono le 9:38 sulle magiche onde di Radio Libertà. Loro erano gli Earth, Wind and Fire, Sing a Song, 1975. Signori, abbiamo alcune zappe al 340-670-9659. A settembre saremo finalmente consapevoli che ci hanno portati alla miseria. Marco, vedremo. Poi ancora, qualcuno che non si firma mi dice: Antonino, dopo aver diffuso odio contro Putin, oddio, speriamo non mi arrivi del tè da bere, perché non racconti anche perché la Russia ha invaso l'Ucraina? Buona giornata. Allora, intanto io non spargo odio contro nessuno, non ti permettere. Secondo, ti dico un'altra cosa: la polemica si fa sulle idee, non sulle persone. Non sulle persone, quindi non sei carino o carina nel scrivermi questa cosa. L'ultima cosa, perché ha invaso l'Ucraina? Perché hanno fatto esattamente come in Ungheria nel 56 e come a Praga nel 68. Lo ha spiegato Berlusconi, gliel'aveva detto Putin stesso. Abbattere un governo legittimamente e democraticamente eletto per sostituirlo con un governo fantoccio attraverso una marcia trionfale di 3 giorni fino a Kiev. Solo che la marcia trionfale non riesce da più di 4 anni. Poi qualcuno mi manda una foto di Suor Lucia dos Santos: la Russia sarà lo strumento scelto da Dio per punire il mondo intero. Intervista di padre Fuentes a Suor Lucia di Fatima, 26 dicembre del 57. La Russia, scrive, non Putin. Ecco, i fatimitti putiniani mi mancavano. Allora, facciamo un breve recap. Scusate, non è Radio Maria, voglio salutare padre Livio, però a questo punto mettiamo i puntini sulle i. 1. Cosa dice il catechismo? Le rivelazioni private come tali non c'è l'obbligo di crederci per fede che siano riconosciute o meno dalla Chiesa Cattolica. Quindi possiamo anche disattendere tale informazione. Secondo, il contesto in cui queste parole sono state espresse. Nel corso di questa intervista, Suor Lucia non ha detto questo, ha detto un'altra cosa: che se il mondo non avesse risposto all'appello di Fatima di penitenza e conversione, allora la Russia, che come già la Madonna aveva detto nell'apparizione del 17, avrebbe continuato a spargere i suoi errori per il mondo intero e quindi questo avrebbe causato una guerra. Questo è quando dice sarà lo strumento per punire il mondo intero. Mi permetto di dire che nel 1957 al potere c'era Nikita Khrushchev e che nel 62, grazie a lui e all'Unione Sovietica, abbiamo rischiato la terza guerra mondiale per i missili di Cuba. Terzo, un'ultima cosa, chi mi manda questa immagine non tiene conto del fatto che nell'84, e già l'aveva fatto Pio XII nel 50, nell'84 Giovanni Paolo II ha consacrato la Russia al cuore immacolato di Maria, tant'è vero che poi c'è stato il crollo del comunismo e nel 2013 Bergoglio l'ha consacrata ancora una volta. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Vi prego, scherziamo con i fanti, ma lasciamo stare i santi. Adesso torniamo a fare informazione, già che ci siamo. Allora, accise sul gasolio, taglio confermato, siamo a pagina 11 di Libero, via libera dal governo alla proroga dello sconto da 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto, la Premier, pronti a nuovi interventi, ok all'assunzione di 46.000 docenti e alla riforma della Corte dei Conti, ira dei magistrati. Il governo proroga il taglio da 17 centesimi delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Il provvedimento non all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo è stato inserito in seguito a un vertice
durato più di un'ora tra i leader della maggioranza prima del Consiglio dei Ministri per limare alcuni dettagli. Giorgia Meloni ha così incontrato a Palazzo Chigi i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a Giancarlo Giorgetti. Alla fine la quadra è stata trovata, anche perché lo sconto ora in vigore scadrà domani. Esulta la Premier. Dopo l'approvazione del taglio delle accise, cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, ha scritto Meloni sui suoi profili social. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento, ma non solo. Perché il CDM ieri ha approvato anche altri provvedimenti, a cominciare dal via libera preliminare alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni alla Corte dei Conti. Una riforma che ha attirato le critiche dei giudici contabili, secondo i quali il provvedimento mina l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile. Per l'esecutivo non è così. Il provvedimento è stato redatto all'esito delle numerose riunioni del tavolo tecnico attivato dal governo, cui ha partecipato un'autorevole delegazione della Corte dei Conti, designata dal Presidente della Corte, guidata dal Procuratore Generale. Le toghe contabili protestano, sono pronte allo sciopero, ma il governo ritiene di aver agito correttamente rispettando la legge e comunque esaminerà con la massima attenzione l'intesa e i pareri ricevuti e valuterà come accogliere i suggerimenti volti a migliorare il testo normativo entro i margini consentiti dalla delega. C'è poi da segnalare in CDM l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 46.000 professori per il prossimo anno scolastico. Sono 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA, ha spiegato sempre la Meloni. Un investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi 11.000 nuovi insegnanti di sostegno per garantire maggiore continuità didattica, rafforzare l'inclusione, assicurare agli studenti con disabilità il supporto che meritano, ha aggiunto la Premier. Sul taglio delle accise, prima del Consiglio dei Ministri era intervenuto il leader leghista. Tagliare le accise su benzina e gasolio è fondamentale. Le risorse non vanno chieste ai fumatori o ai ragazzi che quest'estate si bevono un cocktail, ma alle grandi banche italiane che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili, ha detto Salvini in un video pubblicato sui social. Con un piccolo contributo da parte loro possiamo abbassare le accise non per 15 giorni, ma per un anno, aiutando chi usa chi usa ogni giorno. Ci deve essere un refuso qua. Approvato anche lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, sulle successioni e donazioni, sull'IVA, sulle accise, nonché in materia di controlli, adempimento collaborativo e semplificazione. Con questo passaggio si chiude il percorso di attuazione della riforma avviata in questa legislatura, dichiara il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, padre della riforma fiscale, che parla di traguardo storico. La nostra nazione aspettava una riforma organica del fisco da oltre mezzo secolo. Tra le principali novità, la semplificazione del concordato preventivo biennale, un accordo che congela per 2 anni la base imponibile per rendere più agevole l'adesione dei contribuenti. Mi scrive Sandro a Roma: buongiorno Antonino, mi sembra di aver capito che in pratica i paesi nordafricani abbiano scelto l'Italia da nord a sud come hub senza nessuna contestazione. Questa non l'ho capita. Andiamo avanti con, a proposito, pagina 10 sempre di Libero, terrorismo di piazza, la Lega deposita la legge, oltre al nuovo reato sanzioni anche per gli istigatori, ci sarà l'arresto differito. Ne scrive il bravo Fabio Rubini: gli assalti alle forze dell'ordine a Bologna e Chiomonte non potevano lasciare indifferenti le forze di governo. Le molotov lanciate, le camionette bruciate, un cantiere e una città messi a ferro e fuoco non rappresentano più un semplice atto di protesta, ma qualcosa che va oltre, molto oltre. E questo è lo spirito col quale la Lega ha annunciato di aver presentato anche in Senato un disegno di legge che istituisce il reato di terrorismo di piazza, un provvedimento che mira ad equiparare le scorribande degli antagonisti agli assalti delle organizzazioni terroristiche. I punti chiave di questo provvedimento sono 3. A spiegarli al Libero è Igor Iezzi, deputato leghista, primo firmatario del DDL alla Camera. Al Senato la prima firma è dell'ex ministro Erika Stefani. Il primo, come detto, è l'introduzione del reato di terrorismo tramite la piazza. La pena è commisurata alle lesioni riportate dal pubblico ufficiale.
Si parte da una pena che va dai 4 agli 8 anni e cresce man mano che il grado delle violenze aumenta fino ad arrivare all'ergastolo in caso d'omicidio. Il secondo punto forte è quello che riguarda l'istigazione a commettere reati legati al terrorismo e colpirà i cattivi maestri, quelli che invitano a organizzarsi per commettere azioni terroristiche come quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane. In questo caso la pena prevede la reclusione fino a 6 anni. Terzo punto, mutuato anche da altri decreti fatti in passato da questo governo, prevede l'arresto differito fino a 48 ore. In questo modo gli inquirenti avranno il tempo di visionare i filmati delle manifestazioni. Anche questo, spiega Iezzi, è un modo per rendere più facile il lavoro delle forze dell'ordine. Una norma forte, che sicuramente attirerà le ire dell'opposizione. Soprattutto il secondo punto, quello sull'istigazione, potrebbe essere bollata al solito come modo per limitare il diritto di manifestare. Nulla di tutto ciò, spiega Iezzi. Io sono nato e cresciuto politicamente con la Lega, che è forza di piazza, ma noi le Molotov non le abbiamo mai tirate, così come non abbiamo mai insultato le forze dell'ordine. Ben vengano le manifestazioni, anche quelle contro di noi, ma che siano pacifiche. Devastare e picchiare non è diritto a manifestare, è un reato grave. Per questo, il deputato leghista è convinto che leggi come queste e come quelle che abbiamo fatto con questo governo a favore delle forze dell'ordine introducono anche elementi culturali che sono importanti quanto le pene inflitte. Nella nota che accompagna il deposito del DDL, Igor Iezzi e la collega al Senato Stefani assicurano che la Lega non farà nessuna marcia indietro contro chi mette a ferro e fuoco le città. Citano i circa 60 carabinieri e finanzieri che sono rimasti feriti. In Val di Susa, gli altri 70 poliziotti che pochi giorni prima a Bologna sono rimasti feriti durante una guerriglia urbana nel centro della città. In entrambi i casi, spiegano, si tratta di azioni mirate per sovvertire l'ordine pubblico. Infine hanno ricordato che il diritto a manifestare è sacro, ma tirare pietre, razzi, bombe carta ai poliziotti non è dissenso, è attacco criminale alle istituzioni e alla sicurezza di tutti i cittadini. Con questo DDL, chiudono Iezzi e Stefani, ribadiamo un principio semplice. Chi tocca un poliziotto tocca lo Stato e lo Stato risponde. Auspichiamo sia velocizzato l'iter in uno dei due rami del Parlamento. La Lega sarà sempre alla parte di chi ogni giorno garantisce la sicurezza degli italiani. Come non essere d'accordo? Vediamo un po', altra zappa. Però è singolare che quando a bombardare Netanyahu lei non trova niente da ridire, quando a bombardare Zelensky lei non ha niente da ridire, quando invece a bombardare Putin allora parte con le critiche. Beh, Netanyahu, ti vorrei ricordare che ha subito il 7 di ottobre. E il fatto che ancora io devo sentire tutti questi discorsi di proporzionalità e tutto il resto dimostra il fatto che noi col culo al caldo sul divano qui non ci rendiamo conto di quello che ha significato il 7 ottobre per Israele. Inoltre si aggiunge un'altra cosa, ti vorrei ricordare che dietro Hamas c'è l'Iran. L'Iran è quel simpatico paese che sta cercando di avere una bomba atomica per minacciare il mondo intero. E abbiamo un presidente degli Stati Uniti non molto intelligente che purtroppo si sta facendo mettere nel sacco con la storia dei colloqui. Per quanto riguarda Zelensky, è un aggredito, quindi se mi attaccano io ho il diritto di difendermi. Ding dong! Andiamo avanti con la nostra trasmissione, le 9:50. Andiamo a vedere questa cosa che c'è sulla Verità. Comunque non me ne frega più niente di discutere di queste storie che ormai si trascinano da 4 anni e voglio dire, sappiamo tutti come la pensiamo tra di noi, per cui cerchiamo di concentrarci sulle notizie di oggi che credo siano molto più interessanti, visto che non abbiamo tempo per fare polemiche sull'aria fritta. Aria fritta era un programma che andava in onda in questa radio, ora non va più in onda, quindi è un'altra storia. Stavamo dicendo, c'è questa notizia che io ora cerco di trovarvi. Andiamo a vedere sulla Verità. Ecco qua. Pagina 7. Dai controlli di vicinato alle ronde, la difesa fai da te spopola e funziona. L'insicurezza spinge la gente ad auto-organizzarsi, spesso in accordo con le stesse autorità. Nel Trevigiano sventati dai cittadini 700 furti in un mese. Pensate un po'. Sulle spiagge balneari costretti a pagare la vigilanza antimaranza. Nella zona della Marca Trevigiana, scrive Jessica Guidi, di furti in casa che non sono mai stati messi a segno se ne contano più o meno 700 al mese. Tante sono infatti le segnalazioni con riscontro che arrivano ai gruppi di controllo del vicinato che nella provincia di Treviso sono particolarmente attivi e organizzati.
60 squadre in rete, tra loro a copertura del territorio, in particolare dei paesi più piccoli, di solito più sguarniti e difficili da presidiare. Certo non si tratta di gruppi spontanei, ma di team organizzati con tanto di autorizzazioni prefettizie, referenti ufficiali, zone precise d'attività, codici di comportamento. Il tutto, per dirla con un linguaggio progressista che in molti casi è stato lo scotto da pagare per rendere bipartisan queste attività, finalizzata ad avviare percorsi di collaborazione tra amministrazioni, cittadini, forze dell'ordine per prevenire episodi di piccola e media criminalità. Nella sostanza si tratta di una necessità fatta virtù. Dove non ci sono abbastanza agenti, bisogna avere gli occhi ben aperti, il telefono pronto in mano per dare l'allarme, molte volte provvidenziale, come testimoniano le cronache locali. La Tribuna di Treviso, in un articolo dedicato al tema, racconta, per esempio, che una settimana fa a Ponte della Priula, frazione di Susegana, una banda è entrata in una villetta forzando una finestra e ha cercato di aprire la cassaforte a colpi di piccone. Salute! La casa è stata devastata, ma l'allerta data da un vicino di casa in modo tempestivo ha fatto abbandonare il bottino ai malviventi. A Tezze, frazione di Vazzola, sempre in provincia di Treviso, il proprietario di un'abitazione presa in mira, avvertito via chat, è rientrato a casa pensando di mettere in fuga i malviventi. È stato aggredito e scaraventato a terra, ma i ladri sono fuggiti, anche in questo caso a mani vuote. A Bagnolo di Mella, 12.500 abitanti in provincia di Brescia, il controllo di vicinato è talmente attivo che nei giorni scorsi è stata sventata persino una truffa ai danni di un anziano, alla porta del quale si era presentato un finto carabiniere. E se probabilmente il record di comune più controllato va proprio a Povegliano, provincia di Treviso, appunto, dove su poco più di 5.000 abitanti operano attivamente oltre 600 cittadini, i gruppi di controllo del vicinato esistono e crescono in quasi tutte le province italiane. Da Rovereto, dove pochi giorni fa ne sono stati ufficializzati 3 appena costituiti che si aggiungono ai 4 già esistenti, fino a Potenza, dove quelli attivi in provincia sono saliti in pochi mesi a 48. E ancora, il vicinato esiste a Milano, che ha il suo nucleo storico nel comune di Cerro Allambro, dove i residenti sono operativi da oltre 10 anni e che ora punta su 6 nuove squadre a Firenze, dove 3 mesi fa è partita la formazione ufficiale dei residenti dei diversi quartieri. E in Emilia-Romagna, dove governano con poche eccezioni soprattutto sindaci con targa PD, beh, nonostante nella regione rossa il tema sicurezza sia tra i tasti più dolorosamente ignorati, le amministrazioni su questo versante risultano attivissime. Il controllo di vicinato spopola a Modena, dove si contano oltre 90 sezioni. Reggio Emilia, Parma, Piacenza e su tutta la costa da Ravenna fino a Rimini, compresa Bologna, dove però sono stati rinominati patti di collaborazione per la sicurezza e la vivibilità urbana. Perché se no, se le chiamano ronde, capite, gli viene un po', no? Quel terrore di fascismo, sempre il fascismo, sempre ve lo buco sto fascismo. C'ha ragione Capezzone. E fin qui la parte politicamente corretta. Poi ci sono le ronde messe al bando, non solo a livello lessicale, trasformate in... Bellissima questa, sentite un po' qua. Trasformate in passeggiate per la sicurezza. Sentite la ventata, di democrazia, lo sentite? Passeggiate per la sicurezza. Erano in voga nel secondo decennio degli anni 2000 come iniziative partecipate e organizzate dal centrodestra nelle città a guida PD. Oggi, dopo un periodo di declino, stanno tornando in pista, perlomeno sotto forma di vigilanza privata, in parallelo al fenomeno Maranza. Lo sanno bene i titolari degli stabilimenti balneari nel Ferrarese, che si sono uniti per far fronte comune contro gli assalti delle baby gang divenuti una costante della stagione. I proprietari dei lidi hanno infatti deciso di tassarsi per finanziare ronde e guardie giurate che pattugliano la spiaggia dopo il calare della sera. Ogni notte questa operazione costa 136 euro e tutta la stagione costa quasi 6.000 euro a testa, ci raccontano, chiarendo però che si tratta di misure assolutamente necessarie per evitare danni ben più ingenti. L'estate del 26 verrà ricordata da molti stabilimenti pubblici come stagione blindata. Al Lido di Mandello, provincia di Lecco, dopo diverse risse, la piscina locale si è dotata di vigilantes per controllare i documenti all'ingresso, sperando di eliminare i giovanotti più violenti. Stessa cosa a Vicenza, dove al parco acquatico di via Forlanini il servizio di vigilanza a bordo vasca antimaranza, da attivo nel weekend, è diventato, proprio in questi giorni, quotidiano.
Però siamo messi bene in questo paese, veramente molto bene. Andiamo a vedere questa storia dei nostri ragazzi ebrei aggrediti in Ungheria, perché appunto, come si diceva, la mamma dei cretini è sempre incinta, e essendo sempre incinta, naturalmente risforna di tutti i tipi. Andiamo a cercare un momentito la notizia, perché ecco qua. Siamo su Repubblica, pagina 13, Bulgaria, Naziskin all'assalto, minaccia ai giovani ebrei italiani. Breccia tese, Sigail, tensione davanti all'hotel con 300 ragazzi, di cui 70 di Roma e Milano. La comunità ignobile. Mi associo. Volevano fare irruzione nel resort dove dormivano decine di adolescenti ebrei italiani. Hanno urlato Sigail, il grido simbolo del nazismo. Hanno fatto il saluto romano e provocato i ragazzi, invitandoli a scendere in strada. L'ennesimo attacco antisemita nel cuore dell'Europa è andato in scena nella notte del 2 agosto a Bansko, paradiso degli amanti dello sci sulle montagne della Bulgaria. Nel mirino di un gruppo di naziskin sono finiti i giovani di Sayarim, il campus estivo organizzato da Bnei Akiva, l'organizzazione ebraica che si definisce il più grande movimento giovanile sionista del mondo. Nel resort assediato c'erano 300 ragazzi tra i 15 e i 16 anni arrivati da numerosi paesi, tra cui 70 giovani italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. Dopo 2 settimane nel massiccio del Pirin, tra attività, incontri, momenti di formazione, il campo era quasi terminato. I ragazzi sarebbero dovuti ripartire il giorno successivo, ma proprio l'ultima notte in Bulgaria si è trasformata in un incubo. L'assalto neonazista è iniziato intorno alle 23:30. Un gruppo di persone vestite di nero con simboli raffiguranti croci e teschi ha tentato di entrare nell'hotel che ospitava i ragazzi attraverso un ingresso secondario. Hanno provato a sfondare la porta senza riuscirci anche grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza. I naziskin sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia, ma pochi minuti dopo sono tornati. Molti più dei 5 che si vedono in un video circolato nelle ore successive, nel quale gli estremisti davanti all'albergo urlano più volte Sigail prima di allontanarsi. I nostri ragazzi sono stati messi immediatamente in sicurezza, mandati nelle camere e rasserenati, racconta un'educatrice romana di 18 anni presente durante l'assalto. La situazione che abbiamo vissuto è stata l'ennesima dimostrazione di quanto l'antisemitismo continua a essere presente nelle nostre vite. A denunciare il caso è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha chiesto alle autorità bulgare di identificare i responsabili. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. È ignobile. La vicenda ha provocato immediate reazioni politiche. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà ai giovani ebrei italiani, condannando l'ennesimo episodio di antisemitismo, germe che va combattuto. Matteo Salvini ha denunciato la caccia all'ebreo, netta anche la condanna della segretaria PD Elly Schlein. Le immagini dei naziskin sembrano arrivare da tempi bui che pensavamo di aver ormai sconfitto. Quello del 2 agosto non sarebbe un caso isolato a Bansko, finita più volte al centro delle cronache per la presenza di cimeli nazisti in vendita nei mercatini. A febbraio si era verificato un altro episodio di sospetto antisemitismo. Un israeliano era stato ricoverato con gravissime fratture al cranio dopo un pestaggio. Secondo la versione dei familiari, la rissa sarebbe iniziata quando uno degli aggressori aveva sentito cantare sottovoce Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv, Tel Aviv, amata Tel Aviv. Le 10:01, pausa, ci sentiamo Aha, Take On Me del 1985 e poi torniamo, telefono aperto allo 0292947222, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Oh, grandissimo pezzo questo degli A-ha nel 1985, Take On Me, gran pezzo, le 10:05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo ancora una ventina di minuti con noi, se volete essere dei nostri, 0292947222, il telefono è aperto e siete benvenuti. Lisetta al telefono, pronto? Buongiorno signor Tonino e buona giornata. Ben trovata, mia cara. Grazie, molto gentile. Allora, 2 notizie. Io la do in anticipo, che non c'entra niente con la politica, comunque, succede anche qua da noi. Cioè il prossimo 12 agosto il cielo ci offre lo spettacolo di una eclissi di sole. Sì. Anche se dall'Italia mi sembra non sarà totale, sarà comunque da seguire. Ecco, questa è una. La seconda, signor Tonino, sarebbe un'altra idea della Lisetta, eclissi di carta, perché i giornali hanno perso, mi sembra, il 17% delle copie digitali. Un declino, signor Tonino, che riguarda l'informazione televisiva, visto che anche i telegiornali perdono terreno, in particolare Rai e Mediaset. E Mediaset sappiamo benissimo di chi è. Allora, nel panorama delle informazioni sono entrati di prepotenza i social network, ma in questi casi il rischio di incappare in false notizie è elevato. E voglio terminare, per piacere, fate informazioni di qualità se volete essere credibili. Nient'altro, sono un po' aspra, ma è la verità, purtroppo. Io la saluto, signor Tonino, e buona giornata. È sempre un piacere ascoltarla con le sue analisi precise e puntute, cara Lisetta, la ringrazio molto. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, sono Albino. Oh, maresciallo, buongiorno. Oh, grazie caro, perché non so mai se c'è sempre già qualcuno in linea o meno. Comunque, allora, problema, lasciamo perdere, soprasiedo. Io sono circa 20 anni che non abito più a Torino, abito nel Canavese, e la cosa veramente è un sollievo, perché Torino è diventata, che ne dicono, una vera schifezza. Ti porto un paragone: quando ero ragazzo, ma mio padre mi diceva, ma dove vai? Dico, vado fino in centro a farmi un giro in via Roma. Alt, dice, in via Roma si va in giacca e cravatta per rispetto alla città. Questo diceva mio padre 60 e passa anni fa, io ne ho 81, quindi figurati un po', no? Per cui domenica ho avuto la disgrazia di dover andare in Torino. Allora, non una pattuglia di vigili, non una pattuglia di polizia, non una pattuglia di carabinieri, una carrettata di gentaglia in 2 sul monopattino, passano col rosso, ne fanno di tutti i colori. Ieri mattina i miei amici mi mandano un filmato girato dalle telecamere di sorveglianza davanti al municipio di Torino, al comune. Un signore con la moglie alla vetrina, arrivano 2 figli di mignota, 2 grandi bastardi, in 2 sul monopattino, quello dietro gli strappa la collana, e questo fa, stancame la collana, no? Mi ha strappato la collana. Bon. Oltretutto, ingrandendo il fotogramma, li vedi perfettamente in volto. Questi cornuti non hanno il minimo pudore, non gliene frega niente, tanto sanno che se li prendono non gli faranno nulla. Quella gente lì, purtroppo, la disgrazia qual è? Che lì, se c'era un bar, qualcosa, uno presente, siamo sempre al senno di poi, con una sedia gliela scarrentava in faccia, almeno imparavano a vivere, va bene. Ormai sono arrivati a questa spudoratezza di fare quello che vogliono in città. E l'ultima, e poi chiudo, il buon sindaco, per non dire parolacce, adesso vuole comprare l'immobile della Scatasuma perché ne vuol fare un qualcosa di diverso. Torino, mamma mia, siete qualcosa che va al Ramadan, attenzione, a lui ci tiene, per la carità. Torino si è ridotta una schifezza e vabbè, pazienza, meno male che ci vado poco. E ti saluto, grazie dell'attenzione, vi saluto tutti, ciao 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 ciao. Grazie ancora. Altra telefonata, pronto, chi è là? Torino, sono io? Sì, sei tu, Peno.
Gondi. Sì, ciao, sì, sono Daniele, buongiorno, ciao, sono Daniele da Daniele. Nonate Ceppino. Sì, no, mi volevo unire anch'io al messaggio della Lisetta, quella diciamo così, del Radio Libertà, di fare diciamo un'informazione un po' più reale. E cosa mi riferisco? All'intervento di Morelli di stamattina, per non parlare di quello di Borghi, ma non lo voglio commentare perché mi sembrano veramente delle favole quelle che raccontano. Morelli stamattina dice no, perché il grande risultato del governo 17 centesimi, ma Morelli dov'è che vive? Ma lui fa gasolio una volta a settimana fa gasolio, io faccio agente di commercio. Ieri sera all'Eni di Lunate Ceppino il gasolio era 2,05, stamattina è 2,11, che Hormuz non c'entra o marginalmente. Cioè, facciamo veramente le informazioni di qualità, perché sennò va a finire che poi i padani veramente si stancheranno prima o poi e non so come andiamo a finire. Ma come si fa a dire una roba del genere, a spacciare le grandi vittorie? Morelli adesso ha messo gli autovelox che rilevano veramente i 130 all'ora in autostrada, quindi quando prima c'erano ma tanto non funzionavano, un filo potevi andare, adesso rischi pure di prendere delle multe. Ma cos'è che spacciano questi personaggi qua? Fanno ridere. Non fateli parlare alla Radio Padania, che forse è molto molto meglio. Ma sanno dov'è il paese reale questa gente? Ciao Antonino, grazie. Ciao, intanto Radio Padania non esiste più, questa è Radio Libertà. La seconda, Morelli fa quello che può con quello che c'è, perché vi ricordo che siamo un paese che ha un debito pubblico mostro. Infine, un'ultima cosa, gli autovelox non li ha messi Morelli, li ha messi Salvini, che è ministro dei trasporti, e la sua motivazione è quella di garantire la sicurezza dei cittadini. Contestualmente, con la revisione dei criteri degli autovelox, mi pare che ne siano stati tagliati tanti in questo paese che non servivano, che erano stati messi solo per fare cassa e che non rispettavano le regole volute dal Ministero dei Trasporti. Un'ultima cosa. È possibile aumentare la velocità sulle autostrade fino a 150 all'ora nei tratti a 3 corsie, però, ahimè, questo è a cura del gestore che deve fare una valutazione. I gestori questo coraggio non ce l'hanno. Quindi non è tutta colpa di Salvini, è colpa anche di chi dovrebbe poter sfruttare questa possibilità per rendere il traffico più veloce e più fluido, e questo non lo fanno. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Come stai? Io sto col caldo, come te penso. A chi lo dici? Dimmi tutto. Allora, ieri sera Rete 4 ha fatto vedere un servizio da Novellara. Mi fa specie che i quotidiani non ne abbiano parlato, nemmeno quelli di centrodestra. Novellara e la storia di Saman Abbas non ci ha insegnato niente, o perlomeno non abbiamo imparato niente dalla morte di quella ragazza. Perché ieri hanno raccontato di una 25enne, sempre pakistana, che per sfuggire alla vita infame che suo marito e la famiglia di lei le stavano imponendo, si è lanciata dall'auto in corsa guidata dal marito. Ha chiesto aiuto e adesso è in una struttura protetta e i familiari di lei sono stati arrestati. La vita di questa donna è quella che praticamente impone l'Islam. Segregati in casa, neanche l'italiano le volevano fare imparare. Perché? Perché non deve avere contatti con il mondo occidentale. E men che meno con i maschi. Ecco, esatto. Allora, la sinistra si è indignata perché Ceuta, perché la Spagna ha rimpatriato, perché qui, perché lì, perché là, perché i poveri giovani marocchini o africani, tutti maschi, non c'erano donne con bambini, sognavano e sognano di venire in Europa. Però non si preoccupa assolutamente di quello che queste persone che vengono da un'altra cultura imporranno, perché la struttura mentale di queste persone, che non è quella di magari dei primi che arrivavano 50 anni fa, la struttura mentale di queste persone è assolutamente quella lì, quella che vuole il Corano, mica per niente gridano all'Akbar, non guidano evviva, grazie, siamo arrivati. E questa è la sinistra che abbiamo noi in Europa, perché non è solo quella italiana, ma è quella che abbiamo noi in Europa, ed è quella che se l'anno prossimo si imporrà alle elezioni, io lo dico a tutti
non a te Antonino, perché tu sei più intelligente, più informato di me, se fai parte del reparto immigrazione con Suad Sbai, se è quello che ho capito ieri o l'altro Sì, ieri. esatto, il Dipartimento Immigrazione. Sì. Ecco, lo dico a quelli che ascoltano questa radio, che ma la pensano come noi, ma non hanno, quando sono con amici e parenti, il coraggio o la voglia, perché non vogliono litigare, di spiegarlo ai loro interlocutori. L'Italia, l'Europa, l'Occidente che ci attende se finiremo nelle mani di questa gente, perché questi oggi magari hanno 15-20 anni, ma gli daranno il voto, e questi tra 1, 2, 3, 5, 10 anni quel voto lo faranno pesare per l'imposizione della loro società, che è società religiosa ma anche laica, perché il Corano gestisce la vita sia religiosa dell'individuo ma anche E quella anche laica. politica e Esatto, giuridica. quindi gestione interna alla famiglia ma gestione anche esterna alla famiglia. E non pensate, e chiudo, che riguardi soltanto chi è di fede musulmana, perché c'è la polizia religiosa in Turchia, c'è la polizia religiosa in Iran, e se passa questo messaggio siamo fottuti. Ti lascio Antonino, grazie mille, ciao. Grazie. Abbiamo un audio, mandalo pure Simone per favore, vediamo chi è. Ciao Antonino Pietro, tu hai detto che l'Italia ha un debito mostri, vero? Però voglio ricordarti anche che l'Italia ha un risparmio mostri dei risparmiatori italiani e questo conta qualcosa. E poi ricordiamoci che la Francia ha un debito più alto del nostro, il Giappone è molto più alto. Non so cosa dirti, ciao. Sì, noi abbiamo un risparmio mostri, quindi che cosa facciamo? Facciamo che facciamo che prendiamo dai conti degli italiani come fece Giuliano Amato? Non mi pare proprio il caso. Facciamo che ci vendiamo l'oro? Non mi pare proprio il caso. Oppure facciamo una cosa che dice spesso il professor Gualtieri. Cerchiamo di stimolare l'investimento degli italiani, perché l'italiano è sempre abituato all'idea del soldo sotto il materasso, l'investimento tradizionale e così via. E invece bisogna dirottare questa massa enorme, che molto spesso è dormiente, di risparmio, sui mercati, in modo tale da farli andare, da creare un effetto moltiplicatore, generare altri soldi. Perché se i soldi lavorano, figliano, ma se stanno fermi non fanno nulla. E questo è un discorso che Gualtieri faceva con me qualche mese fa, ne abbiamo parlato spesso, ma lui lo dice anche nel programma di Alessandra Mori, lo dice spesso. E secondo me questa è una prospettiva che non dobbiamo dimenticare. Io credo che sia una prospettiva da non ignorare, sempre diciamo così, per restare nell'attualità e nelle cose che stanno succedendo. Le 10, 18 minuti, se volete telefonare, 029294 7222. Diamo un'altra occhiatina alle agenzie, l'ANSA, a Giorgetti alla Camera, a lui chiederemo lo 0,6% per l'energia, lo 0,9% per la difesa. Risoluzione unitaria del centrodestra, spese della difesa entro lo 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. E poi vediamo un attimo, ingrandisco la finestra perché sennò qua con la pubblicità non si vede assolutamente niente. Ecco, non si vede niente lo stesso, quindi cambiamo agenzia e andiamo a vedere l'ADN Kronos, che così almeno si informa attraverso l'ADN. Allora, intanto vi do la notizia di Giorgetti. ANSA, la Commissione europea valuterà le richieste sulla richiesta della clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 243 del 12, al fine di poter dar conto del quantum delle clausole utilizzate e degli interventi ai quali le risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Insomma, facciamo debito. L'ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La richiesta
di attivazione della clausola potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni. Lo Stato membro si impegnerà all'atto della richiesta a fornire 2 volte l'anno, entro il 15 aprile ed entro il 15 di ottobre, ossia in corrispondenza degli strumenti di aggiornamento dei documenti di bilancio, informazioni utili al monitoraggio dell'attuazione degli interventi affinché la Commissione europea possa tenerne conto nelle proprie previsioni e valutazioni di sorveglianza. Pertanto, gli Stati membri che attivino la clausola, il monitoraggio della traiettoria di spesa sarà effettuato in 2 passaggi. Un primo passaggio verificherà se un eventuale debito del conto di controllo possa essere ricondotto all'incremento delle spese per la difesa. Nel caso in cui l'incremento delle spese per difesa non giustifichi pienamente gli scostamenti registrati dal conto di controllo rispetto al tasso di crescita alla spesa netta fissato nel piano strutturale raccomandato dal Consiglio, un secondo passaggio verificherà se detti scostamenti derivino dall'utilizzo dei margini concessi per l'estensione della NEC alle spese per la sicurezza energetica. Traduzione di tutto questo discorso: stiamo chiedendo di fare più debito per l'energia e per comprare armi. Associazione di idee. In Italia arrivano cani e porci senza documenti, noi italiani dovremmo prenotare e lasciare le generalità per visitare Venezia, mai e poi mai. E che c'entra questo col sovraffollamento di Venezia? Venezia è un tesoro che come tale deve essere preservato e gestito e garantito, perché Venezia, come dice una benemerita pagina Facebook che racconta le porcate dei turisti francamente più, come potremmo dire, più maleducati, ecco, Venezia non è Disneyland. Se potete andatela a visitare su Facebook. Buongiorno Tonino, che qualcuno alla radio ci spieghi come si potrebbe investire. Marisa, grazie e buona giornata. Riprenderà a settembre Pop Economia Rumore con la nostra Alessandra Mori. Avrete modo e maniera di chiedere direttamente a lei quando c'è il professor Gualtieri. Allora, eccoci qui, ADN Kronos, Iran USA, vicino all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz, Teheran scettica, Trump è instabile. Cioè qui siamo veramente a questi che trollano Trump. Vabbè. Secondo Axios si profila un'intesa provvisoria di 2 mesi. Trump, ottimi colloqui in corso. Per la CNN, Stati Uniti costretti al dialogo, mancano i sistemi di difesa. Il conflitto, l'Ucraina e i missili russi colpiscono Kiev, almeno 17 morti, decine di feriti. PD 5 Stelle di Gelo Schlein Conte, ma si apre un nuovo fronte su risoluzione riarmo e NATO. 2 bambine azzannate da un cane randagio a Bari, una è in rianimazione. È accaduto a Noicattaro, Bari. L'animale avrebbe aggredito un gruppo di bambini. La piccola ha riportato ferite e lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Purtroppo il randagismo è un fenomeno molto diffuso nel meridione d'Italia e i comuni dovrebbero fare molto di più, perché poi ci vanno di mezzo le innocenti come questa ragazzina, che naturalmente speriamo tutto il bene possibile per questa bambina, che è la cosa più importante. E poi vediamo anche che previsioni del tempo abbiamo. Eccoci qui. Sempre l'ADN Kronos, meteo caldo intenso fino a Ferragosto, tregua solo al nord tra 9 e 10 di agosto. L'AFA non dà tregua, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Caldo record sull'Italia, l'AFA non dà tregua, le temperature elevate proseguiranno almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. La domanda è sempre la stessa: quando finisce? Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media del Meteo.it, ci conferma che la risposta non è semplice e dipende dalla sfida tra i 2 grandi protagonisti dell'estate di quest'anno. Da una parte il temibile anticiclone africano che in quest'estate 2026 finge di ritirarsi verso sud per poi rimanere prepotentemente ancorato sull'Italia. Dall'altra parte ci sono le ondulazioni atlantiche, cioè correnti cariche di aria più fresca e instabile che viaggiando a nord delle Alpi cercano di scalfire questo muro di calore. Dall'incrocio di queste 2 variabili nasce il verdetto per i prossimi giorni, che potrebbe spaccare l'Italia in 2. Al centro-sud il caldo resterà intenso almeno fino a Ferragosto, con temperature elevate e condizioni di afa persistente. Un graduale calo termico potrebbe arrivare soltanto dal 17-18 agosto. Situazione diversa al nord, dove tra domenica 9 e lunedì 10 è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporale.
Si tratterebbe però di tregua limitata della durata di circa 48 ore destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano. In sintesi, salvo brevi, prima del possibile break, il caldo raggiungerà il suo apice. Tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto è previsto il massimo disagio a causa dell'aumento dell'umidità, che renderà l'afa particolarmente intensa sia di giorno sia durante la notte. In sintesi, salvo brevi eccezioni locali al nord, molto probabilmente dovremo soffrire tutti, almeno fino a Ferragosto. Tutto questo calore e questa umidità si tradurranno anche in improvvisi temporali di calore che, oltre a colpire i rilievi, potrebbero interessare persino le nostre isole maggiori. A questo punto viene spontanea una domanda. Dopo la tanto sospirata pausa post-Ferragosto, si intravede già una quinta ondata di calore? Al momento i modelli matematici dicono di no. Tuttavia, vista l'ostinazione e cattiveria dell'anticiclone africano di quest'anno, la prudenza non è mai troppa, meglio non abbassare la guardia. Nel dettaglio, martedì 5, mercoledì 5, al nord soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi, al centro sole e caldo, temporali in Appennino, al sud sole e caldo, temporali in Appennino e Sardegna. Giovedì 6, al nord soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi, al centro sole e caldo, temporali in Appennino, al sud sole e caldo, temporali in Appennino e isole maggiori. Venerdì 7, al nord soleggiato e caldo, instabilità in aumento su tutte le Alpi, al centro sole e caldo, temporali in Appennino, al sud sole e caldo. Tendenza. Anticiclone sempre protagonista a oltranza, possibile leggera flessione delle temperature al nord, con temporali tra domenica 9 e lunedì 10 di agosto. Sono le 10:26, bella gente, noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa, ci ritroviamo alle 12 per Capitaneria di Porto. Quest'oggi manderemo in onda il podcast di Laura Marinaro dedicata all'intervista con l'avvocato storico di Alberto Stasi. Che dire di più? Che noi abbiamo un'ultima telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Buongiorno Sì. Antonino. Buongiorno. Sono Elena. Benvenuto. Volevo dire Antonino, ma è possibile che questi italiani, io non dico di sinistra, non dico il potere al popolo, la gente non si renda conto di come è ridotta l'Italia, l'Europa? Ma possibile? Ma dove hanno la testa queste persone? Com'è possibile che non ci rendiamo conto che in 20 anni ci siamo rovinati? Abbiamo le sbarre, abbiamo gli allarmi, abbiamo le macchine per le strade che ci riconoscono, eppure siamo nella cacca. Ma è possibile che non si mettano una mano sulla coscienza, che l'Italia è finita, porco di un mondo. Il lavoro dei nostri padri, il mio che sono vecchia, dei miei nonni, della gente, dei muri che hanno costruito, delle chiese, delle case. È possibile che non vedono queste cose? Io non sto andando fuori di testa, Antonino. Non capisco com'è che non si rendano conto. Buona giornata a tutti quanti quelli che ascoltano Radio Libertà. Ciao Antonino, grazie, scusami. Prego, grazie al tuo sfogo. Noi chiudiamo qui. Visage, Fade to Grey, 1980 e poi ci ritroviamo alle 12 per Capitaneria di Porto, a più tardi. Devenir gris. Devenir gris. One man on a lonely platform, one case sitting by his side, two eyes staring cold and silent, shows fear as he turns to hide. We fade to grey.
Un homme dans une gare isolée, une valise à ses côtés, deux yeux fixes et froids, montre de la peur lorsqu'il se tourne pour se cacher. Sans la pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Feel the rain like an English summer. Hear the notes from a distant song. Stepping out from a backdrop poster, wishing life wouldn't be so long. Devenir folie.